Ho deciso subito di partecipare assieme anche alla comandante perché era una tematica che poteva anche sembrare nuova e anche lontano dall'attività quotidiana che svolgiamo come polizia locale, però nella consapevolezza comunque che sono tematiche che non possiamo più considerare distanti dalla nostra attività. E questo pensiero poi vedo che è emerso sia nel primo incontro che abbiamo fatto il 23 maggio e continua poi come filo conduttore ad emergere negli interventi dei relatori, per i quali ci tengo anche a dire che apprezzo veramente il livello di professionalità, di preparazione, di capacità di tenere l'aula. Oggi torno a casa con molti spunti di riflessione, innanzitutto perché torno a dire che il livello dei relatori da molto tempo non avevo a che fare con relatori così di spessore, ecco, perché corsi di aggiornamento ne facciamo sempre sulla scia poi delle novità legislative che ci sono, ecco, però diciamo che di solito sono comandanti di altri, magari di comandi di polizia locale di città anche molto grandi e tutto, però qua veramente sono tornata a casa proprio veramente arricchita da quello che ho sentito, dal confronto proprio con anche realtà portate insomma dai relatori, quindi per me il giudizio non può che essere positivo. Anche la giornata di oggi, per come è iniziata, ha il mio applauso. Poi mi è piaciuta anche la formula proprio, quella del pomeriggio, ecco, anche della possibilità, un'attività un po' più pratica, della possibilità anche per noi proprio di avere magari dei chiarimenti sui temi trattati o addirittura di fare un confronto sulla realtà che ognuno di noi vive, che non dimentichiamo, molte volte anche quella di piccoli comuni. Il tema quindi della criminalità organizzata non lo possiamo più considerare lontano dalla nostra attività e tanto più non lo dobbiamo considerare lontano dai nostri territori, perché ormai credo che da notizie di stampa, da informazioni che abbiamo visto diramazioni della criminalità organizzata anche nella parte nord dell'Italia, nord-est soprattutto, e quindi non possiamo più considerarli fenomeni legati all'Italia del sud. Perché quello che ci viene richiesto è veramente un cambio di prospettiva che io vedo anche nell'ottica di quella che deve essere la formazione continua per chi opera, ecco, all'interno della polizia locale.